Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il nuovo molo trapezoidale di Palermo sarà inaugurato domani da Mattarella. L'assemblea di SOS Ballarò scrive al Presidente perché visiti anche il quartiere laboratorio, dove meraviglie storiche e culturali convivono con spazio di crack, degrado, assenza di servizi. Il sindacato impugnerà anche il governo impugnerà anche il secondo provvedimento della giudice apostolico che nega il trattenimento di 4 migranti. Il sindacato dei carabinieri, a proposito dei video che ritraggono la magistrata, dice: non faremo da capro espiatorio nello scontro fra magistratura e governo. A Lampedusa continuano gli sbarchi dei migranti mentre prende forma il piano di aiuti del governo. Previste nuove strade, edifici pubblici, impianti per la depurazione delle acque. Allarme dei sindaci delle isole minori dopo che Caronte Tourist ha rinunciato a svolgere il servizio in seguito ai sequestri subiti dalla Guardia di Finanza. C'è preoccupazione soprattutto per i rifornimenti di merci. A Catania, cittadini esasperati per le montagne di spazzatura nella zona del cimitero. A Siracusa, residenti stanchi per le discariche abusive a Santa Panagia, rifiuti anche a 2 passi dal tribunale. Porto Empedocle, esercitazione antincendio e antinquinamento al porto nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile. Calcio, il Messina pareggia in casa con la Casertana e resta nella parte bassa della classifica. Il Catania, dopo l'ennesimo stop interno, cercherà in trasferta una nuova svolta positiva, divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri. Pallavolo, la Saturnia, con la presentazione delle nuove maglie, dà il via ufficiale alla sua stagione in Superlega. In panchina ci sarà il brasiliano César Douglas. Ben trovati. Caro Presidente Mattarella, venga a Ballarò. È l'appello delle associazioni che lottano per la tutela del quartiere palermitano, che annega tra rifiuti e spazio di crack. Il comitato SOS Ballarò ha invitato il Presidente a fare un giro per il quartiere e constatare di persona i tanti disagi dei residenti. Marco Gullà. Gentile Presidente Sergio Mattarella, le scriviamo questa lettera aperta a nome dell'Assemblea di SOS Ballarò. Inizia così la missiva che il comitato, che da anni lotta per la tutela di Ballarò, ha scritto al Presidente della Repubblica, che domani sarà a Palermo per l'inaugurazione del nuovo molo trapezoidale al porto. Uno spazio per l'attracco di yacht. A meno di 1 chilometro dal porto, però, nel quartiere Ballarò, lo scenario è quello che vediamo nelle immagini, dai rifiuti ai vicoli che sono ormai la casa dei dipendenti di crack. Qui si muore. Nella lettera del comitato si invita il Presidente Mattarella a visitare appunto Ballarò. Come a Palermo si riesce a fare lustro per accogliere yacht di lusso, turisti internazionali, ed è una cosa a cui noi naturalmente teniamo l'accoglienza per tutti e tutte. Vogliamo far capire che in questo momento comunque ci sono quartieri che subiscono dei grandi disagi che si portano avanti da anni e purtroppo molto spesso non si viene ascoltati. Dal crack ai rifiuti che invadono il quartiere incontriamo anche un residente di Ballarò e alla domanda cosa direbbe in questo momento al Presidente Mattarella, questa è la risposta. Presidente Mattarella, voglio dire soltanto una cosa: anziché di andare a fare le visite in via Maccheda, ai porti, l'unica cosa che l'accoglieremo anche noi di venire in questo quartiere, perché siamo molto disagiati, manca tutto, manca dopo scuola per i bambini, io faccio catechista, li teniamo noi stretti ai bambini, perché purtroppo questo è il quartiere, nessuno ci ascolta, una lettera, nessuno, niente, fanno finta di niente. Gli chiederei soltanto una cosa, di farsi giro con me solo, senza ascoltare, io e lui, tutti e due a braccetto come il nipote e il nonno, faremmo il giro, gli farei vedere io come siamo in questo quartiere. Da anni chiediamo che lo Stato faccia la propria parte, questo è un altro passaggio della lettera indirizzata al Presidente Mattarella. La politica secondo lei si è un po' dimenticata di questo quartiere, sorella? Allora, io non posso dire che si è dimenticata,
maleducata ma che non sia tanto presente è un fatto. Sai, si mettono in vista le cose belle più che, e io credo che dovrebbero essere un po' più vicini, perché queste persone sono nostri fratelli e sorelle e ce li abbiamo qui a portata di mano, e penso che sarebbe una cosa bellissima se il Presidente venisse a incontrare anche queste persone, perché loro sono in Italia, sono italiani, sono la nostra gente. Un operaio è caduto da un ponteggio in via Leopardi a Palermo. Nel palazzo si stavano eseguendo lavori sulla facciata. L'uomo, precipitato dal terzo piano, ha riportato diverse fratture. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 per trasferirlo in ospedale. I carabinieri non ci stanno a fare da capro espiatorio nello scontro in corso fra magistratura e governo. Lo dice a proposito dell'origine dei video che ritraggono la magistrata catanese il sindacato dei carabinieri, all'indomani dell'ennesimo capitolo dello scontro di Catania, dopo che la giudice apostolico ha emanato un secondo provvedimento che nega il trattenimento di altri 4 migranti, e anche questo sarà impugnato, annuncia il governo. Manlio Viola. Non c'è stata nessuna ritrattazione perché di fatto il carabiniere non ha mai raccontato di aver diffuso il video sul giudice apostolico. È dura la presa di posizione del sindacato carabinieri che difende il militare che rischia un procedimento penale ed uno disciplinare. Non ci stiamo ad essere il capro espiatorio di uno scontro fra governo e magistratura, è la posizione espressa ieri a tarda sera dopo che il sottosegretario all'interno Nicola Molteni alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, rispondendo al question time, ha comunicato che il militare avrebbe ritrattato. Mentre si punta a spostare l'attenzione sui 3 video che ritraggono il magistrato catanese Iolanda Apostolico che partecipa alla manifestazione contro il ministro Salvini nel 2018 al porto di Catania, la stessa Apostolico ieri ha lanciato un'altra sfida al governo con un secondo provvedimento che respinge il trattenimento di altri 4 migranti e ribadisce l'incostituzionalità del decreto Cutro. Impugneremo anche questo, dice il ministro Piantedosi. Stiamo profondamente convinti, ha risposto a distanza, che i provvedimenti del governo siano legittimi e rispettosi della cornice giuridica. Il tema del trattenimento al solo scopo dell'identificazione e di far procedure accelerate di frontiera è un tema cardine dell'attuale e della futura normativa europea con l'approvazione del patto di migrazione e asilo. Intanto questa mattina una presa di posizione in diretta arriva anche dal convegno di studi in corso a Palermo organizzato dalla magistratura contabile. La vita e la crescita civile di una comunità si nutrono di etica dell'azione pubblica e di rispetto della legalità, che devono animare con autorevolezza e con credibilità tutte le istituzioni nell'interesse dei cittadini e a salvaguardia dell'uguaglianza sostanziale. A queste finalità contribuisce anche la magistratura, che per ben operare e garantire una diffusa ed effettiva tutela dei diritti ha bisogno di precondizioni imprescindibili quali l'indipendenza e l'autonomia, dice il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino. Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi di migranti e dopo il grande caos di metà settembre con oltre 11.000 arrivi comincia a prendere forma il piano di aiuti voluto dal governo. Sono previsti interventi su strade, edifici pubblici, impianti per la depurazione delle acque. Adelaide Barbagallo. Senza grande clamore continuano ad arrivare nuovi sbarchi favoriti dal bel tempo a Lampedusa. Sono oltre 200 i migranti soccorsi in mare nelle ultime ore. Altri, quasi 50, sono stati trovati dai finanzieri vagare nella spiaggia di Cala Francese. Sono arrivati in maniera autonoma, nessuna traccia della loro imbarcazione. Sbarchi quotidiani che non sembrano turbare la quiete dell'isola e dei suoi 5.000 residenti dopo gli oltre 11.000 arrivi in meno di una settimana a metà settembre, un numero più che doppio degli isolani. Furono giorni difficili per tutti. I cittadini attendono che le promesse del premier Meloni, fatte in quella circostanza, diventino concrete e qualcosa si muove. L'incontro a Roma del sindaco Filippo Mannino con i ministri Fitto e Urso è servito per cominciare a mettere a punto un piano di interventi che riguarderanno la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade e opere di urbanizzazione, un deposito di carburante, impianti per la depurazione e la gestione delle acque reflue, ma anche l'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un incontro al quale hanno partecipato diversi tecnici. Tutti si sono dati un mese di tempo per individuare nel dettaglio gli interventi previsti dal decreto legge emanato lo scorso 19 settembre, nell'immediatezza della grande emergenza, per aiutare l'isola a fronteggiare la grave situazione socio-economica determinata dall'eccezionale flusso di migranti.
Dei 138.000 profughi finora sbarcati in Italia, quasi il doppio dell'anno scorso, circa 70.000 negli ultimi 3 mesi sono passati da Lampedusa. Adesso l'hotspot di Contrada Imbriacola si svuota rapidamente con i trasferimenti in altre località che avvengono in modo cadenzato. Non così per i morti. Nella camera mortuaria del Camposanto ci sono una decina di bare che aspettano una degna sepoltura in qualche cimitero siciliano. Alcune sono lì dallo scorso agosto. Subito riuniti i sindaci delle isole minori siciliane dopo la notizia che Caronte Tourist ha rinunciato a svolgere il servizio. C'è preoccupazione soprattutto per i rifornimenti di merci. Francesco Triolo. È di nuovo caos per i collegamenti tra la Sicilia e le isole minori e la preoccupazione dei residenti è tanta. A rischio ci sono i rifornimenti di merci, gas, gasolio, benzina, derrate alimentari, medicinali. Caronte Tourist ha comunicato ieri pomeriggio alla Regione la decisione di non effettuare i collegamenti. Allo stato attuale, ha scritto la società, è impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio. Poche parole per declinare l'invito dell'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità di garantire i trasporti con le isole minori, Eolia, Egadi, Ustica e Pantelleria come estensione della convenzione col Ministero dei Trasporti. Una decisione figlia della risoluzione anticipata per impossibilità sopravvenuta dei contratti con la Regione dallo scorso maggio. La compagnia armatoriale sottolinea come ad impedire l'assunzione di nuovi impegni in una situazione comunque delicata e complessa è stata un'ulteriore iniziativa della Guardia di Finanza d'intesa con il pubblico ministero che ha disposto il fermo delle navi, che ha visto sequestrare un'ulteriore somma di denaro di 2.800.000 euro che la Regione si accingeva a pagare all'azienda messinese per i servizi resi nel secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a Pantelleria e alle Pelagie non interessate dal procedimento penale, al contempo liberando l'equivalente valore di una delle navi sequestrate, Elga, Ulisse e Brigi, il cui utilizzo è rimasto comunque inibito. L'istanza è stata respinta dal GIP il 9 ottobre e ciò ha determinato, scrivono ancora gli amministratori di Caronte Tourist Isole Minori, una situazione di incertezza circa gli sviluppi del sequestro che impedisce di svolgere il doveroso monitoraggio sull'andamento economico-finanziario dell'impresa e adottare le decisioni gestionali imposte dalla normativa e dal dovere di diligenza e prudenza. Sino al 31 marzo quindi restano garantiti solo i collegamenti del bando nazionale, 6 corse per le Pelagie, 2 alla settimana per tutte le isole Eolie, 4 sino ad Alicuti, 2 sino a Stromboli, 6 sino a Salina, 6 le corse tra Palermo e Ustica e 6 da Trapani a Pantelleria. E intanto stamattina i sindaci delle isole minori hanno fatto il punto della situazione nel corso di una videoconferenza per decidere anche quali azioni intraprendere. Catania sporca, oggi tocca al degrado di Viale Calliope e Viale Regione Siciliana, dove cittadini esasperati lanciano un grido d'allarme. Torino De Mana. Ad osservarla da lontano sembra una discarica ed invece è una strada, tra l'altro impercorribile perché invasa da rifiuti, mobili, divani, scarti edili, elettrodomestici e l'immancabile Eternit. Una delle zone franche di Catania è via Calliope, dove ogni angolo è utile per scaricare spazzatura e non solo. Decine le segnalazioni che arrivano al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005 e che sono concentrate in questo tratto di strada che costeggia il cimitero. Questo cartello l'ho messo io per evitare di fargli buttare la spazzatura alle persone. Ed invece? È servito poco perché alla fine i risultati sono sempre questi. Nonostante io abbia preso i bidoni al comune e mi sono registrata per fare la raccolta differenziata, un bidone mi è stato rubato, quello dell'umido, con tutta la catena legata al mio cancello di casa, e nonostante ciò non mi vengono a prendere la spazzatura. Io rimango con la spazzatura davanti casa, io non so più che cosa fare, a chi rivolgermi. Ho fatto tante segnalazioni, tante denunce, ma nessuno viene a raccogliere la spazzatura davanti casa mia. Qualcuno l'ha definita zona franca, eppure da queste parti ci sono le telecamere fatte installare dal comune, ma che anche queste non funzionano. Nessun segnale arriva alla centrale della polizia municipale e mai arriverà se non verrà superato un intoppo burocratico che a quanto pare risale al commissariamento del comune di Catania. Noi abitiamo lì, Viale della Regione. Quest'estate ha preso tutto a fuoco, la spazzatura non se ne può più perché noi paghiamo, vengono persone da fuori e buttano la spazzatura, non dico solo spazzatura ma anche mobili di ogni genere. Alle sue spalle c'è di tutto, non c'è solo spazzatura, ma ci sono materassi, televisori, divani, materiale edile, Eternit, soprattutto Eternit, che è altamente cancerogeno.
Sì, questo sì. Anche da noi lo buttano, anche da noi, però non sappiamo chi è, perché ci vogliono le telecamere. In realtà la telecamera davanti a lei c'è, però non è funzionante. Ecco, non funziona. Via Calliope si può considerare una strada secondaria, ma basta girare l'angolo e si arriva in Viale Regione Siciliana, decisamente più grande e trafficata, ugualmente sporca e deturpata. E a Siracusa, ecco le discariche abusive nel rione Santa Panagia. Tra le tante segnalazioni di residenti stanchi di questa situazione siamo andati a vedere e abbiamo notato rifiuti anche a 2 passi dal tribunale. Francesco Aloi. Quartiere che vai, discarica abusiva che trovi. Qui siamo nel popoloso rione Santa Panagia, a Siracusa. Nemmeno il vicinissimo Palazzo di Giustizia spaventa gli incivili. Tra i rifiuti ci sono pezzi di auto, ma anche un albero di Natale. Situazione simile anche in via Ramacca, nello stesso rione. Questa è una discarica fatta apposta per la gente che viene dall'altra parte a buttare le cose qua. C'è di tutto in effetti. Guarda che c'è. Non lo so, se qua c'è un affogo succede danno, sicuramente. Qualcuno ha rinnovato case ed ha pensato di abbandonare qui il vecchio arredamento. Troviamo di tutto, gli immancabili materassi ed anche qualche televisore. Chi abita qui è stanco di vivere in questo degrado. Non se ne può più, tutti vengono e buttano tutte spazzature, anche che non siano dalla zona. Li avete richiamati? Sì, ma parlando con voi ci rispondono anche male. L'abbandono è visibile anche lungo i marciapiedi. Mancanza di pulizia ed erbacce sono molto evidenti. Camminando ci mettiamo i piedi sulla sporcizia veramente dei cagnolini, che nessuno le pulisce. E poi tutte le barce, tutte le buche che ci sono, una sbadatamente può mettere il piede male e si può fare un danno. Non è una cosa bella da vedere, da vivere, più che altro. Spostandoci un po', ma restando sempre a Santa Panagia, troviamo questi contenitori per la raccolta degli indumenti usati. Nulla di strano se attorno non fossero ricoperti da rifiuti di ogni genere, anche copertoni di auto. Si fermano, rallentano con la macchina, buttano il sacchetto, ma a 2 passi qua c'è l'isola ecologica, mandate a buttare lì. È la pratica che qui, come in altri quartieri ed in altre città, usano in molti, naturalmente tra gli incivili. Ed è così che in via Cireale, tra i cumuli, troviamo anche una sedia a rotelle. A microfoni spenti i residenti chiedono fototrappole. Gli incivili vanno puniti, precisano. 700 litri di vino bianco e 10 kg di coadiuvante tecnologico sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS in 2 aziende vinicole nel Catanese. In un'impresa agroalimentare della provincia sono stati sequestrati in particolare 1200 litri di vino contenuto in un vaso privo di registrazione sanitaria e 38 kg di sostanza zuccherina impropriamente utilizzata all'interno del laboratorio di vinificazione. Il valore del sequestro corrisponde complessivamente a 90.000 euro. Un 22enne di Adrano, Nicolotto Risi, è morto purtroppo in un incidente stradale avvenuto sulla statale Paternò-Catania in territorio di Belpasso. Il giovane era il passeggero di un'auto che si è schiantata contro il guardrail. Nell'impatto è rimasto ferito gravemente il conducente della vettura, un 23enne anche lui di Adrano, che è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania. Esercitazione antincendio e antinquinamento questa mattina al porto di Porto Empedocle nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile. Davide Sardo. Incendio a bordo di una nave in ingresso in porto e conseguente sversamento di idrocarburi in mare nelle acque antistanti Porto Empedocle. Per fortuna si tratta solo di una complessa esercitazione che si è svolta questa mattina nella rada nel Porto Empedoclino. L'iniziativa organizzata dalla Capitaneria di Porto Empedocle è stata coordinata dalla Protezione Civile di Agrigento. Abbiamo fatto questa esercitazione qui al porto dove è stato simulato un incendio in imbarcazione con il recupero di 2 naufraghi e 2 feriti. Ci sono presenti tutte le istituzioni che fanno parte della Protezione Civile, quindi in questo caso abbiamo la Capitaneria di Porto, il 118, la Protezione Civile regionale e provinciale, il Comune di Porto Empedocle e
delle associazioni di volontariato, nonché anche la parte importantissima i vigili del fuoco. L'esercitazione ha permesso di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza contenute nei piani anti-inquinamento e antincendio portuale, i tempi di intervento delle varie componenti coinvolte e dei soggetti istituzionali interessati alla gestione dell'emergenza, nonché l'efficacia delle comunicazioni. Spettatori dell'evento, tra gli altri, gli alunni della scuola Niccolò Gallo, sezione nautica di Agrigento e Porto Empedocle. Questa iniziativa è stata una delle più, visivamente più gradevoli, poiché comunque tutto ciò che è teorico lo vediamo in atto pratico ed è sempre comunque un piacere conoscere anche la protezione civile, la Guardia Costiera e le altre forze armate e non comunque accanto a noi per far capire anche ai ragazzi, avvicinare a questo mondo i ragazzi che magari un giorno vorrebbero intraprendere, in quanto anche l'Istituto Nautico questa strada. Gli enti partecipanti hanno dato dimostrazione di poter ben cooperare per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino costiero. Molto bene, breve pausa, tra poco per lo sport, i gol di Messina, Casertana, ma parleremo anche del Catania e di pallavolo. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, pareggio 1-1 del Messina al Franco Scoglio contro la Casertana nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. I gol nella ripresa, vantaggio dei giallorossi con un'autorete di Anastasio e pari di Damian. Il derby di Zemallandia tra Giacomo Motica e Vincenzo Cangelosi, ex allievi del tecnico boemo, finisce in parità e il Messina deve rinviare i suoi propositi di rilancio dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Sorrento. La Casertana conferma di essere al momento la squadra col maggior numero di pareggi, ben 5 in 7 giornate, dopo quello al Franco Scoglio. Nel primo tempo meglio i campani che hanno colpito un palo con Curcio, mentre nell'altra metà campo è toccato a Venturi esibirsi in parate decisive su Emmausso e Plescia. Meglio il Messina invece nella ripresa e vantaggio al 21esimo con Ragusa che è entrato in campo 6 minuti prima sull'invito di Ortisi, calcia di sinistro ma sulla traiettoria decisiva la deviazione di Anastasio che spiazza Venturi. Il guardalini alza la bandierina per un fuorigioco attivo di Plescia sul tocco di Anastasio, ma l'arbitro si assume la responsabilità della decisione e convalida la rete. Il Messina, come già accaduto con Cerignola e Turris, non riesce a gestire il vantaggio e lo stesso Anastasio si riscatta al minuto 32 e taglia l'intera difesa avversaria con Manetta e Tropea fuori posizione, smarcando Damian per il più classico dei gol dell'ex. Con 6 punti e una partita da recuperare a Taranto, giallorossi in zona play-out e domenica arriva in Sicilia il Giuliano per un altro incrocio salvezza. Il Catania domenica rende visita alla capolista e non avrà il sostegno del suo pubblico ed è in cerca di un risultato importante per rendere meno tentennante l'avvio di campionato. Per il momento recupera solo Rizzo. Marco Carli. In casa della Juve Stabia non ci saranno tifosi del Catania, provvedimento già conosciuto da tempo e ora ufficiale. Il prefetto della provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. Un fattore per una squadra rossa-azzurra che a Castellammare avrà altri ostacoli da superare. L'incontro con la capolista, prima di tutto. La Juve Stabia finora non ha mai perso e ha raccolto 4 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo martedì a Brindisi. 1-1 il punteggio finale con la squadra campana passata in vantaggio e subito rimasta in 10 per l'espulsione di Romeo. Poi, dopo il pareggio del Brindisi, l'altissimo portiere Thiam, 2 metri e 2 centimetri, ha parato il rigore che poteva costare la prima sconfitta in campionato. Se aver avuto 2 giorni in meno per preparare la sfida del Menti, spostata appositamente dal sabato alla domenica, può avere un peso per i campani, lo dirà il campo. Di certo la squalifica di Romeo non è da poco, ma il Catania deve guardare a se stesso. Le assenze purtroppo ci saranno ancora. Rizzo è pronto a tornare a disposizione. Si verificano le condizioni di Dubiscas. Per il resto si dovrà ancora attendere. Livieri svolgerà degli esami per capire se rientrare in gruppo. Rapisarda tornerà a fine ottobre. Probabile dunque un 11 simile se non uguale a quello dell'ultima partita, visto che Bocic deve ancora scontare un turno di squalifica e se in casa il Catania non decolla, in trasferta finora c'è stata la prova in colore di Monopoli e la fantastica vittoria di Caserta. I rossazzurri hanno dimostrato di soffrire chi si chiude e di giocare meglio con chi lascia spazi. La Juve Stabia in casa potrà concederne un ulteriore motivo per sperare e per dare un senso diverso alla stagione in vista di un tour de force che fra fine ottobre
ottobre e inizio novembre, il recupero col Brindisi dovrebbe giocarsi giorno 1, vedrà il Catania in campo praticamente ogni 3 giorni. La Saturnia Catania ha aperto ufficialmente la stagione che vedrà ritornare la pallavolo etnea nella massima serie nazionale. Ieri la presentazione delle maglie, oggi quella del nuovo tecnico che sostituisce Cantor, Marco Carli. Le nuove maglie per la nuova avventura. La Farm Italia Saturnia dà il via ufficialmente alla stagione della Superlega, del ritorno nella massima serie della pallavolo nostrana, con la presentazione della divisa che vestiranno i giocatori per rappresentare Catania in giro per l'Italia nel torneo di volley più importante del mondo. La cornice scelta è stata quella dello yachting, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell'assessore allo sport Sergio Parisi. Una stagione che sappiamo essere impegnativa, ma che affrontiamo con la consapevolezza di aver messo insieme una squadra competitiva per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza, e l'obiettivo della salvezza è il primo passo di un percorso che noi speriamo possa essere di consolidamento. Catania, da sempre culla della pallavolo, saprà sostenere e incoraggiare. L'avvio è fissato per domenica 22 in casa di Perugia. Il 29 ottobre l'esordio casalingo con Cisterna. Dopo anni importanti si è interrotto il rapporto con Baldo Cantor. Al suo posto ci sarà Cesar Douglas Silva. Il presidente spiega le motivazioni. Abbiamo preso atto dopo i primi 2 mesi di preparazione che il suo metodo di lavoro non era quello più giusto per valorizzare al meglio le caratteristiche di un gruppo di atleti che abbiamo costruito assieme a Baldo Cantor. Questo ovviamente non toglie nulla a quello che Baldo Cantor è stato per noi come Saturnia e a quello che Baldo Cantor è stato per la città, e cioè l'espressione massima di quella che è stata la pallavolo catanese negli ultimi 30 anni. Qui appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.